Le proteste e le manifestazioni non diventino un'occasione per far guerre con agricoltori, agricoltori contro agricoltori. L'agricoltura non ha bisogno di guerre fratricide, l'agricoltura ha solo un obiettivo, che è quello di combattere l'Europa che in questo momento non ci sta difendendo. È un appello all'unità del mondo agricolo, quello partito dall'antica fiera di Godega di Sant'Urbano, e a scandirlo è Luca Zaia dopo settimane in cui i trattori, più che mettersi in mostra, hanno fatto sentire il loro rombo. Su chi debba essere il destinatario della protesta, per Zaia non ci sono dubbi. L'Europa ha una posizione che è più a favore delle multinazionali, dell'agricoltura che non è agricoltura, difende la carne sintetica, ha cercato di portarci il Nutri-Score, e contro quello che è l'agricoltura identitaria e la tipicità. In un paese come l'Italia, che ha 4.500 prodotti tipici, il Veneto ne ha 350 di questi prodotti tipici. Prodotti tipici che certo non mancano in fiera, 160 di espositori, 8% in più rispetto all'anno scorso, e non ci sono solo agricoltori, questo operatore del commercio lo ribadisce a chiare lettere. Il settore del commercio in questo momento non è tutelato come l'agricoltura, cioè non me ne vogliono gli amici agricoltori, che loro hanno i loro interessi e comunque hanno tutte le loro agevolazioni. Fanno bene a fare le loro sommosse rivolte, ma oddio, noi paghiamo più tasse di quello che pagano loro, sempre con tutto il rispetto. Ma a Godega c'è spazio per tutti, anche per il passato, come per la mostra dei vecchi trattori, a fare da cicerone un appassionato, Pierangelo Modolo. La terra l'hanno mossa questi trattori qua negli anni 40 e 50, insomma, i primi dopoguerra. Sono un patrimonio, insomma, anche perché è un tipo di motore che è stato abbandonato. Territorio e territori. Il viaggio tra i sapori non si limita al solo Veneto, dal Piemonte alla Toscana, ognuno con le sue eccellenze. Il grana di pecora, 40 mesi stagionato col miele. Grana di pecora. Grana di pecora, questo formaggio qua. La cosa più tipica che abbiamo è il Gran Riserva, lo stagionato in grotta. Sono 18 mesi di stagionatura, latte di pecora. Quindi Toscana contro Veneto, chi vince? Toscana contro Veneto, diciamo una bella lotta, però sono di parte.